Siamo ancora ad ottobre, ma Modica e Avola si affrontano già per la terza volta in gare ufficiali nella nuova stagione. Il bilancio è a favore dei siracusani con una vittoria ed un pareggio, quello dell'andata a reti inviolate. La Coppa Italia non è più un fastidio settimanale ormai da qualche anno, ma è un obiettivo voluto da entrambe le squadre che infatti si presentano al via con due formazioni che rispecchiano, tranne che per pochi cambi, quelle del campionato. Nel Modica, ad esempio, panchina per Luca Savasta, mentre l'Avola tiene fuori Carioca dos Santos. Campo bagnato per la pioggia caduta nelle ultime ore su Modica, ma a ritmi alti sin da subito. Pronti via e subito le proteste da parte del Modica. Un rimpallo sfortunato manda il pallone sul braccio di Diop, ma l'arbitro giudica totalmente involontario il tocco del grande ex di giornata. Proteste rossoblù con un asero particolarmente scatenato. Grande occasione per i padroni di casa all'8° minuto, sempre dalla fascia sinistra. Questa volta è Cappello che serve un pallone d'oro a Capitan Valenza che tira a botta sicura, palo pieno alla destra di un immobile Santiglio. Al 19° Bonanno ha l'occasione per sbloccare il match, ma la sua conclusione è rimpallata in angolo. Il monologo dei padroni di casa continua anche nella ripresa. È il 9° quando Cappello, tra i migliori anche oggi, ruba palla sulla tre quarti, serve asero nello spazio, cross dell'ex Paternò, velo di Bonanno e Torres che però perde l'attimo per tirare, poi è Touré che gli ribatte la conclusione, palla che arriva a Sessa ma la conclusione dell'ex Gela esce alla sinistra di Santiglio. Al 14° ancora un cross di Asero con il contagiri, Sessa arriva con un istante di ritardo all'appuntamento con la sfera. L'Avola si fa vedere solo in una occasione, ma rischia di fare molto male al Modica. E il 27° Carioca dos Santos, entrato da pochi minuti, lascia partire un gran destro dalla distanza. La risposta di Romano è da campione, una parata che vale un gol e che si merita il replay nel montaggio del nostro Gianni Lucifora. Al 33° Savasta è egoista nel non servire Belluso o Cappello e conclude alto. Nonostante la supremazia territoriale, il Modica non riesce però a sfondare, merito anche di un Avola ben messo in difesa che concede pochissimo. Ad 1 minuto dal termine, però, quando tutti ormai pensavano ai calci di rigore, arriva l'uomo che non ti aspetti. Christos Insidis da Salonicco, palla al piede, supera la metà campo e da 30 metri lascia partire un bolide imparabile che si insacca nel 7. Gioia incontenibile per l'ex difensore del PAOK che viene sommerso dai suoi compagni e dal tecnico Raciti. È un gol liberatorio per il Modica, una doccia gelata per l'Avola che psicologicamente era già proiettata ai rigori. Colpevolissimi nell'occasione i centrocampisti siracusani che invece di affrontare Insidis indietreggiano lasciandogli campo libero. Non succede nulla nei 5 minuti di recupero, il Modica può festeggiare il meritato accesso ai quarti di finale.